Essere imprenditore oggi domanda molto difficile. Essere imprenditore oggi significa avere coraggio, probabilmente, coraggio, tanta passione, perché il lavoro è sempre più difficile, sempre più complicato. Essere imprenditore oggi significa saper guardare avanti innanzitutto, non fermarsi mai, cercare di innovarsi nel miglior modo possibile e soprattutto fare tanta formazione, quindi crescere in continuazione, avere come concetto appunto la voglia di non fermarsi, di formarsi e non fermarsi, quindi crescere continuamente, far crescere i propri collaboratori, perché senza i collaboratori nessun imprenditore ha avuto mai successo nella propria vita. Essere imprenditori nel 2017 significa molto, significa avere una missione da portare avanti per dare un avvenire al territorio, dare un avvenire alle persone con cui quotidianamente noi lavoriamo. Oggi sicuramente significa avere addosso una bella responsabilità, è un momento sicuramente difficile e crediamo che l'imprenditore debba concentrarsi moltissimo sul territorio e sulle persone. Le sfide è vivere e capire un mondo in costante cambiamento, cercare di essere in grado di capirli questi cambiamenti e di cogliere le occasioni, anche tante volte opportunità da situazioni che sembrano pessime, ma le difficoltà maggiori sono legate tendenzialmente alla burocrazia, alle carte che devono essere compilate, soprattutto per le piccole aziende che non hanno tutto il personale specializzato per fare certe cose, quindi tendenzialmente quello. Poi le altre difficoltà tecniche si affrontano e si risolvono. Oggi essere imprenditori significa mettersi in discussione giorno per giorno, perché evidentemente i criteri che ci hanno fatto crescere e che ci hanno fatto nascere oggi non sono più validi e poi il mercato chiede risposte sempre in tempi più rapidi e le strutture aziendali molto flessibili e preparate a dare risposte in tempo reale. Qui nelle Marche, come nel resto dell'Italia, si avvertono dei tenui e deboli segnali di ripresa. Temo, ahimè, per la mia azienda che questo trend, che comunque è un trend positivo che dovremo mantenere e dovremo abituarci a convivere, perché è molto tenue. I ritmi di crescita non saranno più come quelli degli anni scorsi, sicuramente.